Nel suggestivo scenario del Madison Restaurant di Real Monte si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi ai 51 nuovi sommelier formati dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Agrigento, presieduta da Francesco Baldacchino. I neodiplomati hanno superato i 3 livelli di corso di quasi 2 anni e per finire l'esame scritto, orale e la prova di servizio. Grande emozione per gli insigniti, alcuni assenti per motivi di lavoro, che hanno ricevuto il diploma, il taste win, la spilletta, tanto attesi. A consegnarli direttamente il delegato dell'AIS Agrigentina, Francesco Baldacchino, unitamente ad altri componenti della delegazione. Durante tutto il corso i frequentatori hanno potuto approfondire la viticoltura, la degustazione, l'abbinamento cibo-vino e i processi produttivi dei vini, birre e distillati d'Italia e delle varie parti del mondo, sotto il profilo tecnico, culturale e professionale. Insomma, un ricco percorso che è riuscito a formare in maniera attiva le nuove figure professionali. A far da cornice alla serata di consegna dei diplomi una ricca cena buffet preparata con maestria dallo chef del Madison Restaurant Antonio Di Caro. Un lavoro di promozione incessante, quello svolto dall'AIS Agrigentina, impegnata a 360 gradi nella formazione e nella corretta informazione sul mondo del vino. Attualmente ha all'attivo l'organizzazione di numerosi eventi, tra cui l'imminente iniziativa annuale di successo Sicilia in bolle, ed è già in cantiere il nuovo corso di 3 livelli per formare nuovi sommelier che porteranno alto il nome dell'associazione e soprattutto si impegneranno a essere ambasciatori dell'enogastronomia.